il nuovo sindaco di Spinea batte il candidato di centrodestra Claudio Tessari, classe 56, Bevilacqua, un ingegnere amante dello sport. La Lega con tutto il centrodestra unito si prende Portogruaro con il medico Luigi Toffolo che ha sfidato al ballottaggio il candidato di centrosinistra Antonio Bertoncello. A Scorzè vince il centrodestra, Mestrinere sindaco per la terza volta dopo la riconferma nel 2014. L'avvocato 49enne torna alla guida del paese e vince sulla sindaca uscente Naisma con Stefano Sorino, il nuovo sindaco di Noale con il 57,65%, battuta Alessandra Dini. Sorino era sostenuto dalla coalizione di centrodestra. Paura a Spinea mattinata per la perdita di gas in via Roma dovuta alla rottura di una tubatura. I cantieri, commercianti costretti a chiudere, cittadini a restare a casa a scopo preventivo. Grattacielo di Mestre e bonifiche dopo l'ok di giunta della scorsa settimana, la prima adozione per i lavori di viabilità. Da metà luglio al via i doppi cantieri di restyling di Viale San Marco. L'uso di cellulari e tablet a un'età inferiore agli 11 anni ha effetti imprevedibili sulla digestione dei nostri primi piatti. L'umoristico avviso comparso oggi sul menù di Harris Bar di Venezia del noto imprenditore Arrigo Cipriani. Buonasera, bentrovati, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. La politica in primo piano, lo avete sentito anche dai nostri titoli. Cercheremo di dare conto dei vincitori, dei vinti di questi ballottaggi. Vedo già collegata da Portogruaro la nostra Anna De Roberto. Anna, com'è andata questa giornata a Portogruaro? Eccoci, buonasera. Buonasera. Portogruaro ha vinto il centrodestra, vince Luigi Toffolo, medico di base che ha unito il centrodestra, lui è ovviamente quota Lega, vince con il 56,29% di preferenze, una campagna elettorale sofferta, un po' come ha raccontato anche lui. Alle nostre spalle c'è il municipio, guardate qui invece alla mia destra c'è ancora un po' il rimasuglio della festa che è andata in scena qui nella centralissima piazza della Repubblica, dove si sono incontrati Toffolo con gli alleati, quindi sventolavano le bandiere di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, anche il Leone di San Marco, ovviamente quella della Lega. È arrivato anche Fabiano Barbisan, che pare sia stato il regista di questa candidatura. Dunque dopo 2 anni di commissariamento il sindaco, il primo cittadino di Portogruaro è Luigi Toffolo, che ha incontrato proprio qui in questa piazza lo sfidante Antonio Bertoncello, che l'ha raggiunto dopo davvero pochi minuti dall'esito del verdetto per stringergli la mano. È stata una delle prime persone che l'ha raggiunta. Lo sfidante ha promesso un'opposizione concreta basata sui fatti. Allora noi vi facciamo ascoltare le interviste che abbiamo raccolto nel primo pomeriggio e poi restituiamo la linea. Vogliamo replicare la stretta di mano che abbiamo visto pochi minuti fa. Luigi Toffolo, nuovo sindaco di Portogruaro, lo sfidante Antonio Bertoncello, che dopo pochissimi minuti dall'esito del voto l'ha raggiunto qui in piazza per darle la mano. Insomma è un bel gesto. Assolutamente, Antonio è un grande personaggio, una grande persona politica di grande taratura, di grande esperienza e con il quale spero anche di lavorare assieme, anzi sono sicuro, per il bene della città, con le differenze che avremo sicuramente, altrimenti non saremo in posizioni diverse, ma nell'amministrazione spesso e volentieri si avvicinano, non ci sono contrapposizioni nette dal punto di vista politico, ci sono differenze, alcune divisioni, ma penso che riusciremo a trovare la quadra. Certamente abbiamo una squadra di governo importante e sicura soprattutto. Allora, è stata una campagna elettorale tosta, no? Su più fronti, come l'ha vissuta? Intensa, no, tosta no, direi di grandi contrapposizioni no, però intensa sì. Per me era anche la prima volta di questi livelli, quando ho fatti altri 2 più semplici, diciamo, dove avevo figure. Questo è stato veramente importante e diciamo mi ha insegnato molto e ha contribuito anche a rafforzarmi, perché no. Che opposizione sarà la sua? Allora, è una posizione costruttiva. Noi abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale, abbiamo coinvolto molti giovani, il risultato elettorale è significativo, ho già fatto i complimenti al sindaco. Io credo che avendo votato solamente il 46%, noi, maggioranza e opposizione, ha un obbligo di lavorare per la comunità. Noi abbiamo lavorato per la comunità, abbiamo lavorato cercando di far crescere delle persone, avvicinarle alla politica, continueremo a fare questo. Quindi lavoreremo, credo, come ha detto appena adesso il sindaco, in armonia, nelle differenziazioni, ma sempre per il bene della comunità.
Eccoci dunque da Portogruaro a Spinea, dove c'è per noi il nostro Filippo Fois. Filippo, buonasera. Buonasera da Spinea, siamo in compagnia di Franco Bevilacqua, neo sindaco di Spinea, con un ampio mandato popolare, diciamo almeno 23 punti di distacco su Claudio Tessari, più di 23, insomma, per cui diciamo non c'è stata proprio partita. Spinea era il comune più importante al voto in provincia di Venezia, come popolazione siamo quasi a 30.000 abitanti. E adesso, oggi è un giorno di festa, oggi ne approfittiamo da di domani fare festa. Abbiamo fatto festa perché è giusto essere contenti di questo risultato, essere contenti di averlo fatto con un bel gruppo, perché la cosa che è stata più bella in questo lavoro è girare per le strade qua a Spinea, andare in mercati, conoscere delle persone, parlare, ma non sono andato da solo, sono andato sempre insieme a qualcuno del mio gruppo, delle liste che mi appoggiavano. Ed è stato molto bello perché, come si può vedere, qua si sta facendo grande festa, è una festa proprio sentita. Ci siamo tutti quanti almeno 1 o 2 volte emozionati oggi. Abbiamo avuto anche il riscontro di Claudio Tessari, che si è complimentato per il risultato, e io ringrazio, come ringrazio anche le altre persone dell'opposizione che mi hanno in qualche modo chiamato, messaggiato, perché il segno che voglio lanciare appunto per noi è quello di ricostruire dei ponti anche con l'opposizione, con quella che sarà l'opposizione, perché il bene di Spinea va oltre quello che è la forza degli schieramenti, ma cercheremo di dialogare con tutti, come continueremo a dialogare con i cittadini anche dopo, non ci chiuderemo dentro il comune. Che Spinea sogna tra 5 anni, quando si conclude il primo mandato? Allora io sogno una Spinea verde con grandi passaggi, possibilità di passare da una zona all'altra di Spinea nel verde, una Spinea che non abbia barriere per le persone diversamente abili, per le mamme che portano i bambini, quindi senza barriere architettoniche, una Spinea che abbia una pista ciclabile degna di questo nome, perché credo che se noi vogliamo incrementare la mobilità lo si fa attraverso una scelta consapevole. Noi non vogliamo punire chi guida la macchina, anzi non è la nostra intenzione, però vogliamo premiare chi usa la bici, e vogliamo poi, il nostro obiettivo sarà anche quello dei parchi, anche il parco Nuove Gemme, che ha subito una ferita grossa con la costruzione della nuova scuola, che verrà fatta comunque perché noi non perderemo i soldi del PNR, però faremo in modo di poter ampliarlo se riusciremo a trovare l'accordo con chi ha terreni a fianco per farne un vero parco cittadino, perché la città di Spinea ha bisogno di verde. Grazie Franco Bevilacqua, complimenti, in bocca al lupo allora. La ringrazio, grazie a tutti gli spettatori. Grazie, a voi la linea. Grazie Filippo e grazie al neoeletto sindaco. E da Spinea a Scorzè, dove a vincere è stato invece il centrodestra Mestrinere, sindaco per la 3ª volta. Sentiamo le sue parole. È stata una campagna elettorale particolarmente difficile e problematica, però adesso lasciamo perdere tutto, andiamo avanti, operativi da domani, perché abbiamo tante cose per Scorzè da affrontare e da andare avanti. Comunque insomma una bella soddisfazione. Le principali quali sono? La riorganizzazione degli uffici, dobbiamo riprendere in mano tutta una serie di questioni interne, e poi dobbiamo velocemente rispondere ad alcune delle questioni che abbiamo posto in campagna elettorale sui medici di base, sull'orario degli uffici comunali, cercare insomma di modernizzare l'amministrazione passo dopo passo. Però insomma le cose da fare sono tante, l'entusiasmo c'è, è una bellissima squadra di ragazzi giovani e quindi insomma andiamo avanti. Annuale ora, dove Stefano Sorino è il nuovo sindaco con il 57,65%, battuta Alessandra Dini. Ascoltiamo dunque le prime reazioni del neoeletto sindaco. Sorino, eccoci. Allora, ha dato un bel distacco di 1000 voti, credo. Mi pare di aver capito, sì, 1000 voti. Io non l'ho seguita, devo essere sincero, ero in ufficio, però siamo contenti, davvero siamo contenti, ci speravamo, abbiamo lavorato tanto, tutti. Ci tengo a dire che è una vittoria di tutti, non è mia ma è della squadra. Ma cosa che ha fatto la differenza rispetto ad Alessandra Dini? Non lo so questo, forse la voglia di cambiare, la voglia di
Sì, la voglia di novità, la voglia di una squadra diversa, non lo so. So che ci hanno dato fiducia, hanno riposto in noi tanta fiducia e dobbiamo ricambiare questa fiducia. La prima cosa da fare da domani? Domani inizieremo un nuovo capitolo. Ci sono tante cose da fare, dovremo capire da chi sarà formata la squadra, di governo, come distribuire le deleghe e capire quali sono le priorità. Però adesso oggi ci godiamo questa vittoria. Faccio una domanda cattiva, perché la sua sfidante Alessandra Dini ha detto, lei ha detto una vittoria di squadra, lei ha detto una squadra che si è un po' allargata in quest'ultimo scampolo di campagna elettorale anche a settori del centro-sinistra. A quanto pare sì, i numeri lo dicono, però noi accordi non ne abbiamo fatti. Abbiamo dialogato con i nostri avversari del primo turno sui programmi, ma non abbiamo fatto accordi, quindi evidentemente l'elettorato spontaneamente si è spostato. Abbiamo dato fiducia anche a loro. Chiudiamo questa ampia pagina politica, apriamo invece quella della cronaca. Viale San Marco a Mestre si prepara a vivere un anno di passione per i doppi cantieri di bonifica al via da metà luglio. Da metà luglio il villaggio San Marco a Mestre si prepara a vivere un anno di passione per i doppi cantieri pubblici, quelli di bonifica del verde e del rifacimento delle linee fognarie, cantieri pubblici che si intervalleranno con quelli privati nell'area ex Real San Marco per la costruzione del grattacielo e del supermercato. Percorso quest'ultimo già iniziato con la prima adozione della scorsa settimana di giunta con l'ok ai lavori della viabilità. L'area interessata del Real San Marco, che è un'area molto grande, verrà bonificata non con finanza pubblica ma con finanza privata. Questo permette di accelerare i tempi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, ma soprattutto per riconsegnare un'area salubre per tutte le persone che abitano lì vicino. Da metà luglio si comincia dunque dai giardini della scuola Radice per poi proseguire lungo quartiere Pertini, sempre zona Viale San Marco, e lungo tutte le corti femminili. Lavori verdi per 5 milioni di euro con 148 alberi coinvolti nella bonifica, di cui 81 mantenuti e 67 che verranno ripristinati. Sono interessate poco più di 30 aree per 5.900 metri quadri, che si prevede la bonifica dei suoli, mantenere più alberi possibili ancora a dimora e dove non è possibile alcuni toglierli, altri invece fare un'attività proprio di bonifica attorno all'apparato radicale per conservarli. E sul progetto dello spostamento del supermercato sotto il grattacielo è già braccio di ferro dal fronte dell'opposizione in consiglio comunale con il capogruppo di tutta la città insieme. Si parla dello spostamento, ma di un supermercato di 700 metri quadri che diventa un supermercato di 2500 metri quadri, quindi un supermercato molto più grande, è un supermercato che offrirà articoli in maniera maggiore e quindi andando a intaccare quelli che sono i negozi di vicinato ulteriormente, quindi c'è un problema proprio anche di desertificazione sociale e economica. De Martin, che tanto all'opposizione quanto a chi è in disaccordo con l'ok di Cafarsetti al grattacielo e allo spostamento del supermercato in Viale San Marco, risponde così. La cosa importante è che deve passare come concetto che non tutto si può fare con la finanza pubblica e tutto ciò che può essere fatto secondo poi anche le aspettative della città si deve concorrere anche alla qualità della città, la finanza privata è necessaria. Si rompe una tubatura durante i lavori, fuga di gas a Spinea. Paura a Spinea per un'importante fuga di gas a causa di un nuovo incidente nei cantieri di Via Roma che già la scorsa settimana avevano causato problemi alle linee telefoniche. La fuga di gas è denunciata dalle 10 del mattino, orario in cui si è verificata la rottura proprio di una tubatura del gas a ridosso di 2 negozi. Fortissimo l'odore tutto attorno all'area dell'incidente. Sono stati gli stessi lavoratori del cantiere a chiamare i vigili del fuoco che hanno chiuso la strada e fatto abbassare le saracinesche a tutti i negozianti, raccomandando al contempo ai residenti della zona di restare in casa con le finestre chiuse, senza però evacuare nessuno. Sul posto intervenuti anche i tecnici del gas, traffico deviato con auto e autobus del trasporto pubblico dirottati su percorsi alternativi per consentire ad operai e pompieri di mettere in sicurezza l'area e risolvere il problema legato all'incidente. Si toglie il braccialetto elettronico e continua a molestare l'ex moglie, arrestato un 27enne di Mestre.
Con il bracciale elettronico era tornato a minacciare l'ex moglie, per questo un 27enne di Mestre è stato arrestato. Il braccialetto elettronico gli era stato applicato dopo le continue minacce e molestie nei confronti dell'ex moglie, che ora abita nel Vicentino. Provvedimento che tuttavia non aveva impedito all'ex marito violento di Mestre di staccare il braccialetto dalla caviglia, averne fatto una foto inviata alla donna in cui lo stesso veniva ritratto ai suoi piedi a fianco ad un coltello con un nuovo messaggio minatorio. Dopo l'allarme lanciato da quest'ultima, i poliziotti del commissariato di Bassano del Grappa, assieme ai colleghi della squadra mobile della questura del capoluogo berico, hanno subito avviato la procedura per ottenere dall'autorità giudiziaria un aggravamento della misura. Ieri pomeriggio gli agenti hanno rintracciato l'uomo all'interno della sua casa di Mestre e lo hanno arrestato per poi accompagnarlo in carcere a Vicenza, dove ora si trova rinchiuso. Al Lido di Venezia già raccolte 3.000 firme per chiedere un pronto soccorso nell'isola, ieri la manifestazione. Io sono Francesca, sono una mamma e questo movimento è nato semplicemente dall'esigenza di mettere insieme le diverse voci di tutti i genitori che erano spaventati ed arrabbiati per quello che è successo ai due bambini del Lido, a Mattia e ad Elettra. Dopo la doppia tragica morte di due bambini piccoli in soli 6 mesi, al Lido di Venezia domenica si è tenuta la manifestazione per la sicurezza sanitaria dei cittadini. Già raccolte 3.000 firme per chiedere un pronto soccorso pure nell'isola. Giudicato insufficiente infatti il punto di primo intervento presente, visto che poi ci vuole almeno un'ora, se tutto va bene, per poter raggiungere l'ospedale civile di Venezia. Così i residenti, arrabbiati e preoccupati per la sanità. In protesta centinaia di persone, con in testa famiglie, bambini e soprattutto loro, le mamme, come la giovane Francesca, portavoce del neomovimento delle mamme appunto del Lido. Le richieste vertono principalmente su quella che sono i servizi pediatrici. Questo perché intervistando i medici, intervistando i pediatri, sentendo anche le altre associazioni che già si occupavano di sanità, abbiamo capito come questo servizio fosse estremamente carente. Oggi siamo qui e siamo in tantissimi, è bellissimo e c'è un grande fermento, c'è tanta voglia di modificare questa situazione. L'uso di cellulari e tablet a un'età inferiore agli 11 anni ha effetti imprevedibili sulla digestione dei nostri primi piatti. È lo strano avviso comparso sul menù dello storico Harris Bar di Venezia. L'idea è del noto imprenditore e scrittore Arrigo Cipriani per scoraggiare l'uso degli smartphone nel suo storico ristorante veneziano. Non ho mai vietato niente a nessuno, ha detto. Ho goduto della liberazione di Venezia e figuriamoci se impongo qualcosa ai clienti, non l'ho mai fatto. Cerco, quello sì, di usare l'umorismo. Il commento di Cipriani. E questa era l'ultima notizia per questa sera. Grazie dell'attenzione, per essere stati con noi. Vi auguro una buona serata. Arrivederci.